proseguiamo nel nostro percorso. Abbiamo qui chi? Abbiamo qui uno dei tre moschettieri, uno dei tre sommelier, anzi, No, due. si vede che è un sommelier perché ha il bicchiere in mano. Sempre armato. Io invece ho il microfono però. In qualche modo vuol dire che sai fare bene i due lavori. Più o E meno. questa direi che è una cosa importante. Allora ragazzi, stasera siete qui, siete i sommelier ufficiali della guida Best Gourmet. Facciamola vedere bene, questa è una guida importante perché effettivamente è una guida, diciamo, diversa, una guida dove si coglie all'interno delle pagine la passione. È vero. Diciamo che è una guida molto strana ma molto utile, intanto per il rilievo che ha a livello geografico, perciò non vuole prendere tutta l'Italia, ma incominciamo ad avere la micro localizzazione. Forse Maurizio ha colto da tempo il fatto che il macro non può andare sempre bene, ma forse è il micro che focalizza un po' più quello che è la qualità e l'eccellenza, perché non si può essere tuttologo. E loro per primi hanno cominciato a varcare questo tipo di discorso. E noi un po' anche nel nostro piccolo stiamo facendo esattamente questo, la micro localizzazione con un expertiser che sanno esattamente di cosa parlano, e credo insomma che ci siamo un po' trovati a metà strada. Credo che anche Marco possa confermare l'idea che il micro forse in questo momento storico ha molta più forza del macro a livello di comunicazione e gestione di quel che è l'immagine dell'impresa. Cosa ci dici Marco? Tra l'altro l'Italia, come dicevamo prima con Bonsignore, è tutto un grande paese che offre grandi eccellenze. Bisogna in qualche modo isolarle, nel senso di farle emergere, e forse appunto creare un ambiente come quello dell'Alpe Adria può essere utile a questo. Direi che la scelta è intelligente, è vincente, infatti dal 94 che la guida esce ci sarà un motivo. Io sono sempre dell'idea che le cose durature hanno delle fondamenta ben solide e questo è un esempio chiaro. Scelta intelligente perché racchiude quello che è il nord-est dell'Italia e parliamo anche di Slovenia, quindi comunque culture che rimangono storicamente molto legate anche. E forse ancora oggi dimentichiamo quanto legame abbiamo noi veneti con il Trentino, con quello che è poi il Friuli e anche un po' con la Slovenia. E non parlo solo con la Croazia, e non parlo solo di vino, ma parlo veramente anche di culinaria, di piatti. E tra l'altro noi in qualche modo celebriamo questa cucina che in qualche modo serve per valorizzare poi anche i vini. Qui abbiamo anche un esponente, Stefano Miozzo. Io non lo conosco, tu lo conosci bene? Un pochettino, ho sentito parlare qualche volta di Me lo Stefano presenti? Miozzo. Certo, guarda, Stefano. è giusto qua, Sono qua, Allora Stefano, facciamo un po' di posto. tu hai vinto un premio sì. e tu tra l'altro comunque sei... Quest'anno sì. Facciamo un po' di pubblicità giustamente, perché quest'anno... Quest'anno abbiamo vinto 3 titoli mondiali. Esatto, ricordiamo anche questo. Sì, beh. Una bella compagnia. Assolutamente. Diciamo che il 2017 più che quest'anno è stato un anno molto importante e pieno di soddisfazioni anche per quanto riguarda la pizza UNESCO, che poi abbiamo ricevuto il premio come miglior pizza senza glutine. Perciò è stato un anno interessantissimo, cioè bellissimo, e il 2018 sta partendo molto bene. Ricordiamo anche dove lavori, che lavori in un posto direi un Si po'... vede molto bene, no? Questo è il si nostro vede? logo e direi che è tutto qua. Perciò come vedete era Pizzeria al Borgo 1964 del mio titolare Enrico Fiorini. Diciamolo un po' E perché... il collega anche Gianluca che c'è qua, perciò anche lui fa parte del team. E vabbè, Marco E Scandaliere. Marco Cannoniere. Allora, ovviamente Borgo 1964, ma non solo, perché siamo stati anche i tuoi ospiti in un posto ancora, non direi diverso, no? Con altre prospettive, diciamo che Tenuta San Martino si pone su un altro target di mercato, con un altro tipo di clientela, dove non si produce pizza, ma una cucina di emozione. Perciò sono due versanti della stessa medaglia. Cerchiamo di avere ottimi prodotti al borgo, cerchiamo di avere delle eccellenze irripetibili in tenuta, perciò come vedi è sempre sul filo di quel che è l'eccellenza e la qualità. E chissà perché qui c'è un altro sommelier, casualmente Ero di perché passaggio. Eri di passaggio, no? Sì. E eri di passaggio anche in Tenuta San Martino ogni tanto? Sì, ogni tanto sì, vado lì a guardare le bottiglie, se crescono, se calano, Se calano. se stanno bene. Infatti se calano è un difetto mio. Noi qui abbiamo ospiti 3 sommelier che sono stati i migliori sommelier del Veneto in 3 annate importanti, perché anche le annate sono importanti. Quest'anno fra poco siamo alla vigilia della nuova edizione.
E quindi in qualche modo voi rappresentate un territorio, prima dicevate in conferenza stampa che non produce vino, però produce ottimi sommelier. Sì. Io con i colleghi dico sempre che veniamo da una terra che ha molta fame e forse il segreto di avere quella curiosità sempre dentro è il fatto di capire che non è tutto dovuto. A volte bisogna anche capire che dalla sofferenza e da qualcosa che non è fortunato può nascere qualcosa che invece è molto gioioso e pieno di fortuna. Bisogna soltanto avere la pazienza di stare lì a guardare e aspettare, il resto poi viene da sé, l'importante è crederci. Io vorrei concludere con Marco. Tu stai andando avanti con un tuo progetto, ricordiamo un ristorante di famiglia, ma con un tuo progetto a Verona. Chiaramente sì, Verona attualmente credo che in Italia insieme a Roma e Milano sia una delle 3 città più in fermento, possiamo dire, parlando veramente in modo enologico, possiamo dire così. C'è tanta curiosità, Verona ha grandi prospettive. Fino ad oggi Verona, fino a ieri, è rimasta un po' una città dei numeri, invece oggi vedo che in Italia, e Enrico e Gianluca possono confermare, Verona è tanto curiosa, anche molto aperta, non solo ai vini del territorio ma anche al resto, non dimenticandolo mai chiaramente. Quindi è anche uno stimolo per me, è uno stimolo anche per noi lavorare a Verona, perché siamo dell'idea che più si conosce e più ci viene da conoscere. Una chiusura sulla serata, diteci qualcosa di questi vini che presenterete. Questa sera sarà all'insegna dell'Alpe Adria, giusto? No ragazzi, partiremo da Villa Sandi con un metodo classico, quindi un'azienda che produce prosecco, però andiamo sul metodo classico per valori, passeremo per il Trentino con Ferrari, poi andremo in Slovenia. Poi puro, sia il Blanc de Blanc che il Rosé. E poi diretto le ultime. Dopo arriviamo nel Coglio con Specogna, grande Sauvignon, che è il Sauvignon che non ti aspetti, anche perché è un bicchiere molto emozionante, e dopo finiamo con la grappa. La grappa Nonnino, visto che c'è stato l'eccellenza, c'è stato il concorso, la grande grappa italiana, anche perché bere un buon bicchiere di grappa non è andare fuori di testa o sballare, ma è degustare, perché la grappa va degustata, è come un buon bicchiere di vino, come un brandy.